Bene, eccoci qua nuovamente, una buona serata a tutti i nostri telespettatori. Allora, anche questa sera iniziamo TV7 Match tornando un po' indietro nel tempo per parlare di un periodo storico che è stato importantissimo negli Stati Uniti e che ha segnato veramente un periodo, ha creato una sorta di, come dire, di psicosi collettiva, la possiamo chiamare così? No, non psicosi. Era un momento molto complesso perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale la situazione a livello planetario era estremamente confusa. Gli alleati, cioè quelli che noi chiamiamo normalmente gli alleati, cioè Stati Uniti e Inghilterra, avevano tenuto un certo tipo di comportamento nei confronti dell'Unione Sovietica, cioè favorendo notevolmente l'Unione Sovietica, anche aiutandola, diciamo, a livello di forniture militari e forniture di materie prime, ma poi naturalmente finito quel conflitto l'America ebbe anche la necessità di mantenere un buon rapporto anche dopo la fine del conflitto in Europa, mantenere un buon rapporto con Stalin, perché aveva l'altra parte del pianeta che era ancora in guerra, quello contro i giapponesi, e non era una guerra da poco, e quindi aveva necessità, e questo è uno dei motivi per cui c'è un contrasto tra Churchill e Roosevelt a Yalta, perché naturalmente Roosevelt aveva necessità che Stalin, che non era in guerra col Giappone, entrasse in guerra per aiutare a risolvere il grande problema del Pacifico. E naturalmente questi erano dei motivi per cui c'era un'alleanza abbastanza stretta, era necessaria la potenza bellica sovietica. Successivamente però, finita la guerra, con le 2 bombe atomiche, l'intervento sovietico tardivo ma importante perché aiuterà Mao Zedong a emergere poi successivamente in Cina, l'alleanza non ha più motivo di essere, anzi nasce il contrasto, e questo contrasto in Unione Sovietica verrà gestito in maniera molto più pesante, ma in America era necessario che la gente perdesse quel senso di alleanza, di simpatia nei confronti dell'Unione Sovietica, nei confronti del bolscevismo e del marxismo, che fino a poco tempo prima si considerava una cosa normale, questa amicizia. Bisognava invertire la rotta, e allora con il presidente Truman si crea una commissione in Senato e sarà appunto data in mano a un piccolo senatore che aveva partecipato peraltro alla guerra, e quindi nasce questa caccia alle streghe detta. Ma viene detta caccia alle streghe perché naturalmente in America c'è un tipo di democrazia che si consente anche la critica. E però adesso entriamo direttamente nel problema, facendo intervenire i nostri ospiti. Professor Fabrizio Tonello, come possiamo dare un incipit ai nostri telespettatori di questo momento storico? Io direi che il McCarthy, senatore del Wisconsin, a cui appunto si rifà il maccartismo, è arrivato in un certo senso buon ultimo nella caccia alle streghe e nella partenza della mobilitazione della popolazione americana contro l'Unione Sovietica. È arrivato buon ultimo perché il suo famoso discorso in cui disse per la prima volta ho qui nelle mie mani la lista di 205 funzionari del Dipartimento di Stato che sono iscritti al Partito Comunista e ciò nonostante determinano la politica estera americana.
questo famoso discorso in un remoto paesino del West Virginia è del 9 febbraio 1950. È un discorso alle donne, no? Se non sbaglio. Sì, sì, è una lega femminile, esatto. È un discorso del febbraio 1950, ma in realtà la rottura dell'alleanza era non solo molto precedente, ma l'amministrazione Truman aveva iniziato ben prima l'epurazione di funzionari sospettati in realtà non di essere agenti di Stalin, ma semplicemente di essere stati fedeli a Roosevelt e agli ideali del New Deal. Dobbiamo pensare che negli anni 30 della recessione in America il fallimento del capitalismo sembrava una cosa evidente, quindi non c'era nulla di cui stupirsi se molti giovani che poi sarebbero entrati nell'amministrazione del New Deal erano di sinistra, appartenevano a qualche organizzazione che sosteneva per esempio la Repubblica Spagnola contro il colpo di Stato franchista, o comunque avevano delle posizioni progressiste. La Confindustria americana aveva iniziato già nel 1944 la sua campagna contro l'Unione Sovietica, che diventava in realtà il simbolo che serviva a stroncare la sinistra interna. Certo, certo. Ecco, professor Fumia, scusi. Quindi evidentemente c'era effettivamente un sentire, o comunque non si vedeva poi così di malocchio il comunismo, diciamo, l'Unione Sovietica dopo la fase della guerra, come diceva Fabrizio Tonello giustamente, è un momento molto particolare. L'emergenza bellica fa aggio su tutto, fa leva su tutto. Forse vale la pena di ricordare un po' cosa succede subito dopo la fine della guerra, perché la guerra fredda, a differenza di quella calda, come dire, ha dei contorni più sfumati. Oddio, la fine della guerra fredda è abbastanza chiara, perché con il crollo del muro di Berlino e poi la dissoluzione della Sovietica, lì abbiamo delle date molto precise. Però la discussione storiografica su quando inizia la guerra fredda è appunto ancora abbastanza vivace. Io vorrei ricordare due momenti però cruciali che secondo me ci aiutano a capire. Il primo è il discorso fatto da Stalin al Bolshoi nel febbraio del 1946, che viene ascoltato, non so se direttamente o viene letto, da George Kennan, che è un po' l'uomo chiave di tutta questa vicenda, perché è l'incaricato d'affari americano a Mosca, un diplomatico giovane ma di grande esperienza, di grande intelligenza, che avrà un enorme peso nella politica estera americana, statunitense, e che, avendo ascoltato questo discorso del Bolshoi, che è rivolto ai russi, ai sovietici, per rincuorarli, per rafforzare il legame che si era stabilito durante la guerra patriottica, eccetera, in cui però Stalin dice sostanzialmente i due sistemi sono inconciliabili. Alla fine il capitalismo crollerà e crollerà in modo sanguinoso, e sarà necessario uno scontro inevitabile, lo scontro militare. E Kennan prende molto sul serio queste cose e manda il famosissimo lungo telegramma, in cui appunto l'esordio si scusa perché erano anche questi cablogrammi erano costosissimi. Certo. Però lì nasce tutta la politica estera americana, con qualche correzione durante la guerra del Vietnam, fino alla dissoluzione dell'Unione Sovietica, cioè la logica del contenimento. Kennan dice: guardate, Stalin è uno convinto che i sistemi siano inconciliabili, convinto che ci sarà lo scontro finale, lo cercherà, però è abbastanza prudente e pavido da sfidarvi e vedere come sarà la vostra risposta. Se la vostra risposta sarà sempre molto esplicita e dura, siete in grado di tenerlo sotto controllo. È la teoria del contenimento, che verrà fatta propria da Truman nel marzo del 1947, di fronte a un'emergenza, come dire, politico-militare nel Mediterraneo, e l'Europa il cuore della guerra fredda, quando c'è la crisi greca, la crisi turca, eccetera, e Truman fa la sua famosa dichiarazione. E da lì poi nasce. Sì, però questa fu la causa seconda perché
Stati Uniti soprattutto e Unione Sovietica andassero allo scontro. Però c'è un precedente prima della guerra, ancora all'epoca di Hitler, no? Gli americani investono non in Unione Sovietica, ma investono in Germania. Investono quantità di denaro estremamente elevate. Non solo, ma addirittura nel 1932-1933 finanziano la campagna di Hitler con quantità di denaro mostruose, perché puntavano chiaramente a creare un conflitto nei confronti dell'Unione Sovietica. È preferibile avere un buon rapporto con la Germania piuttosto che averlo con l'Unione Sovietica. Sarà dopo l'accordo tra Germania e Unione Sovietica che le cose si invertiranno e Roosevelt capisce che Hitler è molto più pericoloso di Stalin. E tutta la tecnica di guerra dal 41, quando entra in guerra e gli Stati Uniti entrano in guerra, fino alla fine sarà quella di far sì che le due potenze abbiano il fronte più importante, cioè Germania e Russia scaricano sul fronte tedesco e russo e non creano un grosso fronte verso sud. Lo sbarco in Sicilia, ma è una passeggiata. Cassino è una passeggiata, poi erano già d'accordo con i generali italiani. Dopo la guerra ricordo che ci fu anche una grande polemica su una rivista che si chiamava adesso mi tornerà in mente, e quindi poi l'attacco a Cassino. Non c'era una situazione così dirompente la quantità di militari, e poi non furono gli alleati a sconfiggere i tedeschi a Cassino, ma furono i marocchini. Per i polacchi in realtà. Polacchi anche, certo, anche italiani, e quindi diciamo che il fronte sud era abbastanza debole, salvo poi dover fare lo sbarco in Normandia, perché lì era assolutamente necessario questo intervento degli alleati, altrimenti Stalin rischiava di arrivare fino a Parigi e lì dovevano muoversi. Questo era e fu anche un colpo di fortuna riuscire a fare quello sbarco, perché c'era una situazione abbastanza critica. Quindi questa alleanza era obbligatoria, ma la scelta fu proprio perché era più affidabile dei due Stalin. Ma Churchill alla fine della guerra disse: abbiamo ammazzato il maiale sbagliato, no? Riferendosi a Hitler. Ecco, quindi Churchill era un po' bizzoso nelle sue espressioni. Churchill era sempre molto colorito nelle sue espressioni, non va necessariamente preso sul serio per le sue battute. Ma visto che era uno che sapeva decidere e sapeva anche coinvolgere, perché è riuscito a coinvolgere gli Stati Uniti nel conflitto, e quindi poi Roosevelt si diede da fare il più possibile affinché allo scopo di essere coinvolto nella guerra, pur facendo una politica diciamo separatista rispetto al conflitto europeo che era in corso. Prego, professore. No, volevo tornare alla questione dei flussi finanziari tra Stati Uniti e Germania. In realtà dopo il 28, quando la borsa americana prende fuoco, diventa un'occasione di investimento, defluiscono dalla Germania agli Stati Uniti, che sarà una delle cose che provocherà la crisi, peggiorerà la crisi tedesca. Quindi non credo che siano finanziamenti sostanziali e poi soprattutto diciamo di volontà governativa, ma la cosa importante è che diciamo, l'ostilità tra Stati Uniti e Unione Sovietica è immediata,
fin dal 17, fin dal 18. Nel 19-20 c'è la prima grande paura, la prima Red Scare, certo. No, 19-20. Poi sbarcano anche in Siberia. Sbarcano in Siberia, partecipano al conflitto a favore delle armate bianche, quindi insomma c'è questa posizione. Così come tutta la politica estera negli anni 30 si riassetta pian piano fino a quando si capisce effettivamente qual è il maiale più pericoloso, se mi passa la battuta churchilliana, e si procede di conseguenza con l'intervento appunto dopo Pearl Harbor. Nel secondo dopoguerra, una volta risolto il problema e soprattutto una volta affermata la supremazia militare nucleare, le carte cambiano nuovamente, insomma. E qui, per quello insisto su Kennan, perché è la fine quant'è? Quasi un secolo, più di un secolo, la dottrina di Monroe, della scelta isolazionista di non intervenire in Europa del 1823, con Kennan si rompe e gli Stati Uniti diventano volontariamente il perno politico mondiale, i poliziotti del mondo, ma anche i finanziatori della ripresa, perché poi il piano Marshall è esattamente, proprio del 47, è esattamente la manifestazione economica in una logica di guerra fredda, insomma, che poi viene rivolta, è un'offerta che viene rivolta anche all'Unione Sovietica. L'Unione Sovietica aveva un disperato bisogno di capitali, sarebbe stata anche incline ad accettare, ma voleva un rapporto univoco e non era d'accordo con l'accettare, se che fosse, e dopo blocca tutto, blocca anche i suoi paesi satelliti che si stavano costituendo, ecco. Quindi poi c'è il blocco di Berlino, ecco il tentativo di provocare, no? Per 11 mesi il blocco di Berlino, il ponte aereo, una risposta del containment particolarmente efficace. Kennedy si dichiara berlinese, però quello col muro del 61, quello arriva dopo del blocco del 48, e poi subito dopo, quando Mao, lei lo citava prima, vince, ecco che Stalin in quella logica dice: bene, adesso proviamo, e scatena la guerra di Corea. Perché? Perché pochi mesi prima aveva potuto avvertire, nell'estate del 49 dice al mondo: anch'io ho l'arma atomica. Però gli Stati Uniti fanno di necessità virtù. Hanno messo in piedi il superamento della crisi del 29, avviene perché c'è un conflitto, cioè si mette in moto un meccanismo di produzione bellica che si risolverà i grossi problemi economici in un altro, quindi è un'economia di guerra. Prego professore, questa economia di guerra quanto pesa poi nella decisione successiva degli Stati Uniti? No, temo che su questo non siamo d'accordo, cioè nel senso che la crisi del 29 lascia l'economia americana semidistrutta, il 25% di disoccupati, ma negli stessi anni c'è una fortissima ostilità verso qualsiasi tipo di impegno bellico, soprattutto in Europa. Ci sono commissioni del Congresso che indagano sul modo in cui gli Stati Uniti erano entrati in guerra nel 1917, quindi venivano accusati per l'appunto i fabbricanti di armi di aver complottato per trascinare il popolo americano in una guerra non voluta, e questa sarà la principale difficoltà che questa è la che memoria, Roosevelt, l'effetto della prima guerra mondiale, dove 1 milione di soldati americani sono morti e non si sa perché. No, non 1 milione, molti meno. L'Italia ha avuto 600.000 morti, non so, gli Stati Uniti forse 50.000. Sì. Però la principale difficoltà per Roosevelt, che naturalmente voleva sostenere gli inglesi quando scoppia la guerra in Europa nel 1939, è appunto la reticenza nel Congresso e nell'opinione pubblica a entrare in un nuovo conflitto europeo. C'è addirittura un movimento
parafascista che per un momento sarà molto potente, che si chiamava non a caso America First, come lo slogan di Trump adesso, e che vantava fra i suoi aderenti niente meno che l'aviatore Lindbergh, quindi era anche un movimento che aveva una sua consistenza, che poi naturalmente sparisce nel giro di 24 ore quando i giapponesi attaccano Pearl Harbor. Ma se non ci fosse stato Pearl Harbor non sappiamo quando gli Stati Uniti sarebbero entrati nella guerra europea. Ma, mi pare che gli Stati Uniti non potevano entrare in guerra. Pearl Harbor è stato un motivo importante, ma non riuscivano a entrare nella guerra europea, e fu Mussolini e Hitler a dichiarare la guerra agli Stati Uniti, ma quello che abbiamo fatto anche una documentazione in video. Mussolini, dopo Pearl Harbor, subito dopo Pearl Harbor, Mussolini dichiara guerra agli Stati Uniti. Il problema di Pearl Harbor, Roosevelt ha problemi a entrare in guerra, perché tutte le sue campagne precedenti erano proprio contro la guerra e contro il riarmo, vinceva, ma l'accordo con Churchill era quello di comunque creare un conflitto nei confronti della Germania, ma non era in grado di farlo dopo Pearl Harbor. Beh, ci ha messo 24 ore però, cioè il 7 dicembre viene attaccata Pearl Harbor, sì, e immediatamente Germania e Italia, che erano legate al Giappone dal famoso patto tripartito, dichiarano guerra agli Stati Uniti, cosa che peraltro avrebbero potuto tranquillamente evitare di fare. Però io volevo, se me lo permettete, tornare al tema specifico del maccartismo, perché c'è un aspetto che mi sembra interessante. Gli Stati Uniti sembra che ad ogni generazione abbiano bisogno di un demagogo che mobilita l'opinione pubblica contro pericoli veri o immaginari, non solo esterni ma anche interni. Oggi abbiamo Donald Trump, che è sostanzialmente dal punto di vista dello stile politico un clone di John McCarthy, solo forse più abile, non alcolizzato, e non a caso, mentre McCarthy ha avuto una carriera politica brevissima perché è stato quasi immediatamente censurato dai suoi colleghi senatori e poi è morto alcolizzato, Donald Trump è ancora lì e non sappiamo se dopo il 3 novembre sarà ancora lì oppure no. Ma soprattutto è una cosa che apparentemente accade ad ogni generazione, perché fra McCarthy, che è una figura politica degli anni 50, e Trump oggi, nel mezzo ci sono stati almeno due grandissimi demagoghi. Il governatore dell'Alabama George Wallace rischiò di avere un ruolo importante nel Partito Democratico nel 1968 completamente a sorpresa, facendo una campagna elettorale segregazionista contro i neri nelle scuole, contro il governo federale, eccetera. E se facciamo invece un salto indietro dagli anni 50 agli anni 30, troviamo addirittura due personaggi molto simili a McCarthy: il senatore della Louisiana Huey Long, prima governatore poi senatore della Louisiana, che fu assassinato nel 1935, e contemporaneamente un prete cattolico di origine canadese antisemita che si chiamava Charles Cowlin, ma che era probabilmente la figura più nota della radio americana negli anni 30. Quindi sembra che ad ogni generazione o poco più gli Stati Uniti sentano l'attrazione verso queste figure politiche autoritarie, che poi naturalmente hanno avuto sorti diverse. Ecco, interrompiamo un attimo perché e poi riprenderemo questo discorso, magari facendo un incipit con un contributo sul maccartismo e l'evoluzione, ma soprattutto il maccartismo emerge, diciamo, ha un impatto notevole quando va a colpire i personaggi di Hollywood, e questo fu fatto chiaramente per creare un certo pathos attorno a questo movimento anticomunista, che naturalmente aveva lo scopo di
fermare il comunismo o quantomeno il socialismo all'interno degli Stati Uniti, perché tutto potevano essere i grandi attori americani meno che comunisti, visto che di denaro ne avevano da buttare via. Quindi torniamo su questo e poi continuiamo. A tra poco.